La priorità sarà quella di dotare in Veneto di una contrattazione di secondo livello che possa aggiungersi a quanto già fatto nei rinnovi contrattuali nazionali in questi 2 anni e poter dare non solo da un punto di vista economico importantissimo un aumento delle retribuzioni, ma anche una normativa che possa dare risposta a quelli che sono oggi i bisogni primari, che sono anche di conciliazione vita e lavoro, non perché ci sia una diffusa pigrizia, assolutamente questa è una narrazione che noi non vogliamo accettare, ma c'è bisogno veramente di dare una risposta anche contrattuale al lavoro che deve sostenere la persona, che non è solo durante l'orario di lavoro, ma è persona a tutto tondo in un contesto anche molte volte familiare di bisogno di flessibilità. Sì, noi crediamo che questo sia veramente il momento di unire tutti i corpi intermedi e le associazioni datoriali sindacali per un nuovo patto che porti davvero a camminare uniti e costruire insieme una società più giusta. Non esiste una società giusta, ma noi cerchiamo di fare la nostra parte per pezzettino alla volta migliorare. Questo penso che sia un messaggio importantissimo che vogliamo dare indirettamente anche in un mondo che è fatto di grandi tensioni, e noi vogliamo almeno per quello che riusciamo a fare generare una contrattazione che è veramente l'antitesi del conflitto.